Il Presidente della Regione Cristian Solinas interviene per chiarire alcuni aspetti relativi all'aumento dei casi di coronavirus in Sardegna, ma anche sulle misure che occorre adottare per garantire la sicurezza dei sardi e dei turisti che hanno scelto l'isola per le vacanze. La Sardegna non ha mai avuto una circolazione virale autoctona. Tutti i casi registrati sono di importazione o di ritorno di persone che provengono da zone nelle quali ci sono focolai attivi, ben noti e riconosciuti. I sardi hanno fatto grandi sacrifici per preservare l'immunità virale di quest'isola, avevamo raggiunto una condizione pari a zero. Ora la ripresa di questi contagi è dovuta alla circolazione senza controlli che purtroppo è stata adottata come modello da parte del governo, nonostante noi avessimo proposto una soluzione completamente diversa. Noi non siamo alla ricerca di una ragione postuma. Quel che possiamo osservare è che ci fu allora una strumentalizzazione violenta di questa proposta che delineava un modello che si innestava sul solco internazionale di esperienze come quelle della Corea del Sud o dell'Indonesia che avevano già avuto un secondo lockdown. Il governatore respinge al mittente l'ipotesi circolata in questi giorni di lockdown per l'isola. Credo che sia una boutade priva di qualsiasi fondamento. Se ci fosse verità anche minima in un'affermazione di questo tipo saremmo all'assurdo. La Sardegna, che è riuscita ad avere la più bassa circolazione virale d'Italia e che ancora oggi, nonostante i casi di importazione, continua a non essere tra le prime 5, 6, 7, 8 regioni che hanno circolazione di indice RT superiore a 1, sarebbe in questo modo chiusa e penalizzata con un attacco frontale al sistema economico-produttivo e alla sua reputazione turistica. Abbiamo raggiunto circa 7 milioni di presenze, che sembrava un risultato impossibile. Se non ci fosse stato tutto questo battage mediatico e questa campagna che si sta facendo contro la Sardegna, contro il turismo in Sardegna, avremmo chiuso questa stagione sicuramente con numeri molto confortanti.